Mister, primo posto in classifica, 7 punti ipotetici di vantaggio, visto che sarebbero 6 se non sbaglio, ma con lo scontro diretto. Sì, però non ne devono fare 7. 7, esatto. Ecco perché io dico 7. Sì. Non sono cretino. Così. No. In quel senso, no. Anche oggi, partita ai punti decisamente vinta dal Padova per le occasioni create, si può essere solo soddisfatti. Io ho detto, io sono sempre alla ricerca del negativo, e lo sapete chi viene al campo. Però mi viene da dire, perché non guardiamo tutti un po' il lato positivo invece che tutte le settimane a cercare il negativo? Io so che parlare male della gente, parlare male degli allenatori, dei giocatori, della società del presidente, si vende 3 copie in più. Benissimo, io le compro io. Quelle copie le compro io. No? Così e vediamo. Mi viene da dire, sta settimana, per la prima volta, gli sono fatto dare la rassegna stampa tutti i giorni. Primo giorno. Il mister ha creato polemica, non c'è dietrologia, il signor Eder, benissimo. Poi il presidente ha parlato male dei tifosi. Poi, prima domanda a Capello, perché ti ha sostituito a fine primo tempo? Cioè, mi sembra che andiamo a cercare il negativo. Poi, io sono fatto così. Sì, è così caro, è così. Perché se me ne dici... punti di vista, certo. il suo come il nostro. Certo, ma io non dico... Bisogna leggere bene però. Io li leggo bene, tutti. C'è scritto anche che nessuno fa polemica. No. Nessuno ha fatto polemica. Ma guardi C'è che... scritto soltanto che qui nessuno fa drammi e che soltanto perché Ma già il collega ha fatto una domanda dicendo forse si è fatto un passettino indietro. Era un passettino indietro 0-0 che oggi ha vinto 3-1 con Renate. Ma perché Allora, guardando le partite le partite di Renate, allora dobbiamo dire che Renate è un fenomeno fino a 10 giorni fa. Quando abbiamo perso 3-0 avete detto che noi eravamo nettamente più scarsi di Renate. Tutti. Ma comunque lei dice, bisogna sapere leggere, siccome leggere so leggere, fatta la terza media. No, ma siccome è una domanda che mi dai dell'ignorante, io non ti ho dato dell'ignorante, te mi hai detto bisogna sapere leggere. Leggere so leggere io, molto bene anche. Quindi, se tu mi dici, il mister fa polemica, però non bisogna fare polemica, è già fare polemica. No, tu puoi scrivere, ma tu puoi dire che... Ma tu puoi scrivere quello che vuoi. Se dobbiamo scrivere quello che vuole lei... No, io non ho detto questo, Ascolta. Non sono abituato a questo. Neanche io sono abituato a essere attaccato di traverso, ma vieni, attaccami diretto. Ma lei sta facendo una polemica su niente. No, la polemica l'avete fatta voi. Primi, avete 6 punti di vantaggio. 7, c'è anche bisogno imparare bene anche il regolamento, 7. Chi ha detto qualcosa? No, io lo dico. Ma bisogna leggerli, l'italiano. Ecco, bravo, ecco, vedi mi dai l'ignorante. No, ma bisogna leggerlo su Bravo, sé. quindi mi dai l'ignorante. Te l'ha detto anche lui, Ma per forza, Quindi... perché poi non aspettate altro che dover attaccare i giornali perché sono i rompiballi. No, io non l'ho mai detto. No, io non l'ho mai detto. Dai ragazzi, sì, l'ho già sentita questa. Sì, ma tu fai quello che vuoi, scrivi quello che... Ma io, colleghi... Va bene, sì, ciao. Parliamo della partita, senti. Vai. No, volevo chiederti, la Reggiana è venuta qua e aveva un piccolo record, aveva subito solo 2 gol nelle ultime 6 partite, ha dimostrato di avere un'ottima difesa ed è una squadra molto in forma. Fa un po' strano che sia comunque in ritardo di 11 punti, però l'hai tenuta, considerando che mancano meno partite, sei campione d'inverno, l'hai tenuta comunque dietro. Voglio dire, alla fine quasi giochi meglio fuori perché c'hai il condizionamento o di un altro pareggio in casa, ma alla fine hai subito 0 gol e hai mantenuto il +6, che poi, visto che è cambiata la seconda, è un virtuale +7. Quindi il bicchiere questa settimana è mezzo pieno. Sì, ma io ho sempre detto questo, che noi possiamo avere dei problemi, non può piacere il gioco, però è anche vero che con noi nessuna squadra tira in porta. Poi dobbiamo migliorare sotto porta, dobbiamo migliorare nel palleggio, migliorare come attacchiamo la porta, è vero. Però mi viene da dire che la Reggiana, che ha uno score importante, è stata molto nella sua metacampo. E noi abbiamo avuto 4 occasioni pulite, addirittura 3 volte 4 contro 1. Poi non siamo stati bravi a segnare, quello è il compito mio di fare imparare a essere meglio. Ecco, una cosa che non ti è piaciuta, perché hai cambiato i 3 attaccanti, lì non ti sono piaciuti.
Perché? Perché avevo detto che queste partite si vincono anche con un episodio con cattiveria, cioè nel senso vincere un rimpallo, vincere un contrasto aereo, vincere andare sul portiere a fare una carica che casomai... Questo io non sono riuscito a trasmettere in queste 2 partite. Noi quando Bindi esce è sempre soggetto a cariche. Loro sono usciti 6 volte il loro portiere, pulito, lindo. Abbiamo messo 4 palle davanti al primo palo, non c'è stato... È vero, perché ha perso il pallone e non c'è... Ho chiesto solo... Ecco perché mi sono arrabbiato con i miei attaccanti. Solo esclusivamente questo, perché queste partite alla fine del girone d'andata si vincono più con cattiveria che con il gioco, perché oggi manca il rimpallo vinto, la voglia di andare a prendere una palla sporca. Questo dobbiamo migliorare. Senti, ma è lì sull'episodio della tua espulsione, che è stato il guardiano, sull'assistente, cosa avevi detto? Ho detto, avevano invertito la punizione. Ecco, mi sembrava, da lì. mi sembrava che la punizione era mia. Sì, avevo invertito la punizione. Ha ammonito il mio capitano fuori. Mi sembra che qui ultimamente vengono a fare un po' i protagonisti e anche questo mi sembra sbagliato. Noi vogliamo il nostro. Sì, anche per noi, cioè per me era invertita. Mi sembra che oggi siano state date non situazioni che poi vince per molte più situazioni favorevoli alla Reggiana, falli a centrocampo. C'erano 2 fuorigiochi e visti dall'alto erano bellissimi, però non è che ha cambiato il risultato, quindi non ha cambiato il risultato. Però voglio che io mi dia il mio. Il mio è il mio 50, me lo dai, e il 50 lo dai alla Reggiana. Ma quindi, ma perché l'hai mandato a quel paese? No, ho detto solo questo. Poi se vengo squalificato, ma la squadra gioca lo stesso. Neanche un applauso? Sì, l'applauso ho detto bravo, così. Ecco. No, l'applauso ho detto bravo. Però non è un problema. Quindi mi dispiace per questa scena qui che ha fatto ma non saranno problemi suoi, se ne prende atto lui. No, tenetela giù perché si può rovinare una... No, a me non mi rovina, te lo dico. Alla mia squadra non mi rovina, a me non mi ma rovina. per l'ambiente dice, beh, e comunque sei primo in classifica, sei campione d'inverno, eccetera. Riccardo, comunque non è l'argomento della conferenza stampa, se no possiamo parlare 6 ore di questa cosa. Però è anche vero che se parti inizialmente dall'addetto stampa che c'è qualcosa che non funziona, io devo verificare. È la prima volta che leggo la rassegna stampa tutta la settimana, è la prima volta, giuro sui miei figli. Puoi dire la settimana, la prima domanda è quella, dai, su. Va bene, poi lui ha detto fatto dei show, io dei show non l'ho mai fatti. Cambiando e lui discorso, l'ha fatti dei show. cambiando discorso. È un Perché sono dato molto statistico educato. curioso. Hai giocato 8 partite serali su 16, di cui 7 su 8 in casa di sera. A sto punto è un vantaggio o uno svantaggio? È uno svantaggio. Però esatto, sembra... Sì, no, stavo solo dicendo, non mi interessa chi decide, voglio sapere per lui se è un vantaggio o no. No, lo stato d'animo dei giocatori, 5 ammoniti con 14 falli contro 13, no? I nostri falli più di quanti da ammonire. Ecco, come è lo stato d'animo dei giocatori rispetto a questo condizionamento dell'arbitro in campo? secondo me oggi erano un po' timorosi andare a aggredire dopo la seconda parte. Perché avevano paura di prendere il secondo cartellino. Perché questi sono... ma questi sono condizionamenti. Questi Infatti sono io comportamenti da Ha sbagliato anche una munizione. Ha sbagliato quella su Puzzetti, che è stata, infatti secondo me Puzzetti secondo tempo è stato molto meno arrembante del primo, proprio per questa cosa, aveva paura di prendere la seconda. No, spiegami invece, al di là che non dipende dal Padova e lo sappiamo. Per me adesso in questo momento è deleterio, perché portare la squadra dalla mattina alla sera e tenerla concentrata è uno spreco di energie incredibile. No, perché è un record, 8 su 16. In più alla sera, se mi permetti, i giocatori hanno anche qualche piccolo timore sempre di farsi male, perché il campo oggi è in questa partita, caro Dionisio, un punto guadagnato contro una Reggiana. Adesso il Presidente ha detto dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra perché ha affrontato una delle formazioni più in forma del campionato, quindi una partita positiva, un 0-0 positivo. Ma assolutamente sì, veniamo da una striscia di risultati utili, positivi, siamo contenti di quello che stiamo facendo. È normale che ogni partita
vogliamo vincere, ma non sempre ci riusciamo. Secondo te cosa è mancato questa sera per vincere contro la Reggiana? Ma ci è mancato secondo me l'episodio giusto, un pizzico di cattiveria in più, però non possiamo rimproverarci niente. Sei diventato uno dei giocatori più affidabili in questo centrocampo, ti stai trovando bene all'interno del centrocampo, disegnato anche da mister Grigori, qual è la tua sensazione? Ma sì, sicuramente ogni giocatore di questa squadra è importante, non c'è chi è importante di più e chi è importante di meno. Mi sto trovando bene perché con il mister ci alleniamo sempre al massimo per ottenere questi risultati. Ora una trasferta insidiosa, poi insomma il girone d'andata sta per finire. Ti siete dati un obiettivo anche dal punto di vista numerico? Quanti punti si può svoltare? Diciamo che noi guardiamo partita dopo partita e ci impegniamo sempre al massimo per vincere, ci impegneremo per vincere il risultato. Questa Reggiana come ti è sembrata? È realmente un campionato? Sì, è sembrata una buona squadra, molti giocatori bravi nell'1 contro 1, tecnici, impostano da dietro. E la partita nostra l'abbiamo fatta, ripeto, con un pizzico di cattiveria in più potevamo vincere. Situazione momentanea, però per il resto insomma già domani ce lo scordiamo. Noi pensiamo ai punti che abbiamo rispetto alla seconda e cerchiamo insomma così di andare avanti partita dopo partita. Ripeto, oggi è un bel risultato perché non dobbiamo far sì che tante vittorie accumulate precedentemente possano scalfire quella che è la bellezza di un primato che continua a mantenere e che un buon pareggio contro una squadra che arrivava nel loro miglior momento. Quindi dicevo prima con i colleghi, noi ultimamente in casa a partire dalla Ferrari Salò, Triestina eccetera abbiamo incontrato le squadre sempre nel loro miglior momento di forma, quindi riuscire a fermarli e a pareggiare e comunque rimanere davanti credo che oggi sia un bel risultato. Ecco, che partita è stata questa con la Reggiana? Giustamente veniva da 3 vittorie di fila, 4 addirittura nelle ultime 5 partite, di amici in crisi, almeno nella parte iniziale del secondo tempo soprattutto mi è sembrato. Sinceramente penso che sì, c'è stata un po' di apprensione perché comunque battevano i calci d'angolo perché erano lì quelle punizioni, però penso che la maggior parte della partita l'abbiamo fatta noi, veramente credo che siamo stati quasi sempre nella loro metà campo, abbiamo costruito il gioco, è vero che loro comunque partivano da dietro ma poi si fermavano lì, noi siamo stati molto più pericolosi, avevo la sensazione di poter fare un gol da un momento all'altro. Mentre da parte loro insomma, ho subito solo un tiro nel primo tempo, ma grossissime apprensioni non ci sono state. Chiaro che è fondamentale non abbassare mai la concentrazione perché un passaggio sbagliato in queste partite soprattutto potrebbe voler dire anche subire gol, però ripeto, oggi credo che siamo stati molto nella loro metà campo e abbiamo creato molti di più rispetto a loro. Loro erano sicuramente nel loro miglior momento, di fatto lo dimostra tutti i risultati che hanno fatto, quindi io sono felice di questa partita qua. Sono felice di aver soprattutto allungato la classifica rispetto ai risultati che hanno fatto le altre partite e quindi di conseguenza mi godo la giornata, ma pronto nella prossima partita cerca di recuperare subito il 3 punti.